Oh yeah! Si chiama Davide, ha 28 anni e viene da Castelvetrano. Ciao Davide. Sì, ciao. Allora Davide, tu sei in cerca della donna ideale, Sì, dell'anima gemella, Sì. della ragazza giusta, Sì, giusta. che fino adesso non hai potuto incontrare. No. Quanto tempo è che sei single? no, sai, Assai quanto? Parliamo di tempo. 15 mesi. Quindi quasi un anno. Sì. Quindi significa che l'anno scorso tu eri fidanzato? No, No, non eri fidanzato. no, Allora di più di un anno. di più. E su per giù quanto? Ripetiamo di nuovo. 15 mesi. 11 mesi. Sì, Quindi non arriviamo a un anno. no, Di conseguenza tu l'anno scorso Sì. eri fidanzato? Sì. sì. Allora, come mai ti sei lasciato? Mi sono anche lasciato. Sì, l'ho capito, ma come mai ti sei La lasciato? mia moglie ha dato Cioè, d'accordo. non siete andati d'accordo? No. E quindi avete deciso di lasciarvi? Sì. Va bene. Allora, ascolta Davide, che cos'è che ti colpisce una donna? La compagnia, Sì, la cosa che vai guardando a prima vista, quando tu guardi una donna, che cos'è che ti affascina? Cioè, che cos'è che ti colpisce la prima cosa? Quando tu guardi una donna, magari da lontano, che si avvicina, Che cos'è che ti colpisce? Dai, tranquillo. una ragazza che è bionda, simpatica. Sì, ma dico, la cosa che guardi, quando tu guardi una donna, esatto, la cosa che ti affascina, l'occhio dove si posa? di sopra, Di sopra. di sopra. Quindi la parte... Il seno. Ho capito, quindi praticamente la prima cosa che Sì, guardi è il seno. il seno. Successivamente poi il resto. Sì. Esatto. Ma per te conta di più l'aspetto fisico o il carattere? Il carattere. Conta di più il carattere? Sì, perché se poi non ci vai d'accordo, anche se è bella e non ci vai d'accordo, Sì. non hai concluso niente. Sì. Come quella storia magari che tu hai avuto Sì. un anno fa, giusto? Sì. Allora, da che età la dobbiamo cercare questa donna? Tu hai 28 anni, quindi Sì. partiamo da una base. Dalla mia età. Sì. Dico, partiamo da una base. Dai? 28. Sì, di meno no? Anche chi di meno pure. Quindi partiamo dai 21. 21, quindi partiamo dai 20 Sì. per arrivare massimo a 4. 4 che? 4 anni. Sì, no, dico, partiamo dai 20 anni per arrivare a un'età massima di, non so, 25, 30, 35, 25. 40. 25. 25, 30 no. Anche dentro. E se ne viene una di 35 che fai? Gli dici di no? No. Quindi partiamo dai 20 Sì, fino dai a 20. 35. Sì. Quindi dai 20 fino ai 35. Sì. Che sia bionda o bruna a te non ti interessa, No, anche bruna. anche bruna. E gli occhi? Celeste. Gli occhi celesti, quindi bruna con gli occhi celesti ti attira di più. Però se ne viene una normale te la prendi lo stesso. Sì. L'importante però che sia di sesso femminile, dico bene? Sì. Perché a te ti piacciono solo ed esclusivamente Sì. donne, dico bene? Sì. Dobbiamo chiarirlo Sì. questo. Per cui amiche telespettatrici lo state vedendo, Davide è qui, ha 28 anni, viene da Castelvetrano e sta cercando la sua donna ideale, l'anima gemella. Davide la cerca dai 20 che arrivi massimo ai 35 anni, che sia di Castelvetrano non ha importanza, Sì. o Castelvetrano, Sì. Marsala, Mazzara No. non ha importanza. No. L'importante è praticamente che ti accetti Sì. per quello che sei, insomma, e ti Sì. voglia bene, Sì. dico bene? Sì. Tu lavori? No, Attualmente non lavori. Sei motorizzato? no. No. Come cammini? Passeggio. Con lo scooter. Con allora lo scooter ce l'hai, quindi Sì. ti puoi spostare. Sì. Quindi se telefonerebbe una donna da Marsala o da Trapani, Sì. tu con lo scooter Sì. ci puoi andare. Sì. Non hai problemi. No. Il telefono ce l'hai? Sì. Come passi il tempo in una giornata? Di passeggio. Passeggi sempre? Sì. Dalla mattina alla sera? Sì. E la mattina a che ora inizi a passeggiare? Di mattina già presto. Cioè a che ora? A
alle 7, Già passeggi alle 7. Fino a? passeggio. Fino? Fino a luna. Fino all'1. Cioè dalle 7 all'1 tu stai sempre a passeggiare. Che fa bene alla salute, ti mantiene in forma. Certo. Per cui, amiche telespettatrici, ripeto, Davide è qui a 28 anni e va cercando una donna per poter passeggiare insieme dalle 7 fino all'1. Sì. Per poi magari mangiare Sì. e poi ripasseggiare di nuovo. Sì. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non potranno fare altro che chiamarlo al suo numero di telefono che state vedendo in sovraimpressione. Davide è qui e si vuole sistemare. Davide, in questo momento ci sono le telespettatrici che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti o no. Vuoi lanciare un messaggio guardando la telecamera? Chiamatemi. Il più presto che sia. Se no perdete anche voi. Continua. Basta. Perfetto, era un bel messaggio, complimenti. Amiche telespettatrici, è qui, per cui sbrigatevi a chiamare perché chi arriva all'ultimo praticamente non trova niente, dico bene dai. Sì. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e naturalmente vi saluta anche Davide. Ciao ciao. Ciao.